Buonasera, benvenuti alla prima puntata di Librarium. Questa sera beviamo una tisana e presentiamo il libro di Giancarla Marungiu, La gabbia di Pinuccia. Ignazio e Pinuccia si conoscono a un matrimonio, ballano insieme, si stringono la mano e quella stretta simboleggia l'amore eterno, un amore non privo di contrasti. Infatti Pinuccia verrà addirittura internata in una clinica psichiatrica a Sassari. Il romanzo è ambientato in Ogliastra, però il paese è quello di Linesi, un nome fittizio. Giancarla, benvenuta. Grazie. Torni in libreria col tuo secondo romanzo, edito da Simul, casa editrice, dopo Armonia come acqua, un romanzo molto intenso e significativo. Giancarla, prima di chiacchierare di questo bellissimo libro, do ai nostri ascoltatori le frequenze. FM 102.104 Provincia Ogliastra, FM 100.5 Tertenia, FM 92 Sarrabus, FM 88.6 Nuoro Centro. Ci possono seguire anche sul canale DAB 9C Cagliari e Interland, e poi abbiamo i contatti dei social Facebook e YouTube Radio Stella Tortolì. Il sito internet è www.radiostellatortolì.it. Un minuto di pubblicità e torniamo subito qui. Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta pasta voiello 500 grammi a 75 centesimi, olio extravergine d'oliva De Santis 1 litro a 4,99 euro, pelati Antonella 800 grammi a 99 centesimi, Coca-Cola 1,5 litri a 1,99 euro. E se non hai voglia di cucinare, nel reparto gastronomia delizie pronte da gustare, diverse ogni giorno. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30, la domenica sino alle 20. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi, pasta Rummo 500 grammi a 69 centesimi, biscotti classici Balocco 700 grammi a 1,79 euro, birra Icnusa non filtrata 3x33 CL con cartissima a 3,49 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì, tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30, la domenica sino alle 20.
Bentornati con la nostra ospite Giancarla Marongiu e il romanzo La gabbia di Pinuccia. Giancarla, i tuoi personaggi principali vivono un grande e intenso amore, ma sono anche allontanati con l'inganno dal padre di Pinuccia, che, come dicevo prima, verrà addirittura internata in una clinica psichiatrica al Rizzeddu di Sassari. Cosa succede a Pinuccia? Quali sono le menzogne che la portano lontano dal suo amore, dal fidanzamento ufficiale con Ignazio, dal suo paese natale? Apparentemente sembrerebbe un ossimoro, due realtà di fatto contrastanti. La gabbia che imprigiona e produce violenza e l'amore che invece dovrebbe essere liberazione. Cioè a Pinuccia in realtà accade questo. Il titolo vorrebbe mettere in risalto che il sentimento autentico e spontaneo di Pinuccia nei confronti del suo Ignazio viene ostacolato e di fatto viene impedito nella sua naturale manifestazione ed evoluzione, quindi nel suo sviluppo. Le cause sono esterne e la nostra eroina si trova a dover affrontare un percorso di liberazione, con la speranza e certezza che riuscirà nel suo intento. Lungo il suo cammino darà prova e testimonianza di tenacia e caparbietà. Ingredienti necessari per affrontare il tragitto a muso duro, mi viene da dire, insomma. Perfetto, quindi ci hai spiegato anche un po' perché hai scelto di intitolare questo romanzo La gabbia di Pinuccia, una gabbia molte volte anche mentale, ma ci arriveremo poi. Nel romanzo, Giancarla, tu usi un doppio piano di narrazione, una parte è narrata da Loredana, la nipote di Ignazio, che torna nel paese e tra lettere e memorie ricostruisce la storia del nonno, e una parte è raccontata dai personaggi che quella storia la vivono. Che ruolo ha invece il lettore in questo romanzo? Allora, diciamo che il lettore si scopre al contempo testimone delle gabbie che imprigionano gli altri personaggi, che come viandanti inermi si muovono sulla scena della vita, e che inconsapevolmente sembrerebbero interpretare realtà volute e non volute, cercate e non cercate. Paradossalmente, cammin facendo, Pinuccia risulterà la meno ingabbiata, forse perché consapevole, forse perché mai accetterà passivamente il suo destino. Questo la renderà sempre e comunque libera, a dispetto dei giochi crudeli impostigli da altri ma mai accettati da lei. Secondo me chi lotta per vivere la propria vita in consapevolezza è libero, a prescindere dagli aspetti contestuali che apparentemente lo imprigionano. Mi viene da pensare a Beniamino Zoncheddu, sì, che in effetti ha vissuto da libero incarcerato per 33 anni nel carcere. È stata una scelta molto forte e voluta, ha mostrato tenacia e rettitudine quest'uomo, e allo stesso modo per altre cose io vedo Pinuccia. Giancarla, l'amore tra Ignazio e Pinuccia lo descrivi come molto intenso, passionale, carnale. I rapporti e le relazioni tra le persone oggi sono cambiate, spesso sono anche tra l'altro filtrate da uno schermo. Sì, infatti i social hanno a mio avviso creato muri e non ponti, gabbie e non libertà, realtà di facile consumo, direi, usa e getta in una sorta di onanismo. I giovani, ed ahimè non solo, utilizzano i social senza conoscersi. I contatti avvengono in maniera consumistica, veloce e superficiale. La comunicazione e il confronto sono ridotti all'osso. Il rapporto viene scandito attraverso l'utilizzo di emoticon. È consumato come un pasto veloce, fast food. Manca l'arcobaleno delle emozioni e dei sentimenti privati e condivisi. Non c'è la spinta al conoscersi e purtroppo si perde di vista che, rinunciando a conoscere l'altro, inevitabilmente si rinuncia a conoscere se stessi. Un discorso a parte meriterebbe la commercializzazione del sesso.
La figura genitoriale dell'adulto in generale è importantissima nella vita degli adolescenti. I genitori e insegnanti, soprattutto, fungono da bussola emotiva e sono un punto di riferimento. Invece c'è una figura molto forte che di emozioni ne crea tantissime in questo libro, ma sono emozioni negative. È l'artefice della dissoluzione, è l'artefice del male. Sto parlando del padre di Pinuccia, Felice. È il simbolo del patriarcato, nonostante questo nome estremamente positivo. Sì. La figura di Felice racchiude quei valori negativi di imposizione dove l'educazione diviene obbligo. Gli ideali divengono ideologie. Le paure conducenti impazzite della propria vita e soprattutto elementi che condizionano pesantemente la vita altrui. In questo caso la vita di Pinuccia, di Ignazio e di tutta la famiglia, Felice ha gravemente deciso della vita di Pinuccia. Quanti ancora, in base ai propri pregiudizi e ideologie, danneggiano la vita altrui? Quanti scelgono di forzare le scelte dei propri figli, che vengono visti come prolungamento di se stessi e non come soggetti alla ricerca e realizzazione del proprio essere, vedi vocazione e talenti di ciascuno di noi. Felice si preclude la possibilità di vedere, di sentire, ma ancora di più di guardare osservando. Perde gli occhi e questa parrebbe una metafora, perché nel romanzo li perde davvero. E forse lo è, sordo ai richiami dello scempio che ha messo in atto, precludendosi l'utilizzo del canale sensoriale, empatico, sentimentale ed affettivo. Felice, in maniera autonoma ma inconsapevole, ingabbia se stesso. Il tarlo che lo corrode diviene malattia mentale. Una violenza psicologica che Felice ha perpetrato a tutti i suoi familiari, compresa la moglie Ausilia che condivideva con lui il letto, ma da quando lui è contro sua figlia, contro il fidanzamento di Pinuccia con Ignazio, si dissolve anche questo rapporto matrimoniale, si dissolve anche il rapporto con le figlie, con Pinuccia ovviamente in primis. Affronti un argomento molto delicato in questo romanzo, che è appunto quello della salute mentale, della violenza psicologica, del disagio psicologico. Lo fai attraverso gli occhi di Felice, lo fai attraverso i sentimenti che prova Pinuccia, quelli che provano le sue sorelle, quelle che prova sua madre. L'hai affrontato tra l'altro con tantissima delicatezza. Io immagino che tu ti sia documentata tanto su questo argomento, anche su cosa succedeva in passato e anche su quanto spesso viene usata la violenza da parte degli uomini per prevaricare le donne. Che tipo di ricerca hai fatto e come hai potuto descrivere così bene queste scene con, dicevo, estrema delicatezza? Sì, l'ho fatto in collaborazione con una collega del liceo. Diciamo che mi ha molto appassionato, perché anche la Sardegna ha avuto, grazie a Dio, situazioni molto al limite, molto gravi, dove in questi ospedali psichiatrici si affrontavano le pseudocure che danneggiavano a vita le persone. Diciamo che le donne erano le prescelte, non che non venissero internati anche gli uomini, e le scuse potevano essere le più svariate. Venivano ricoverate persone che non si conformavano alle leggi, al pensiero, alla morale di quel periodo. Però le donne, diciamo che era più facile controllarle, era più facile che subissero violenza senza potersi poi difendere, e queste le ha rese più fragili, più deboli, più attaccabili. Il tema della malattia mentale e del disagio psicologico fanno capolino nel romanzo, perché Pinuccia viene internata in una clinica psichiatrica, come stavamo dicendo. Tale realtà, ahimè, è esistita sino a pochi decenni fa. E a soffrire di questa triste realtà sono state molte donne che avevano l'unico difetto, come ho detto poc'anzi, di non essersi conformate a modelli precostituiti per l'epoca. Poteva essere una donna che diceva: io non voglio avere figli, io non voglio fare le incombenze di casa, io non voglio frequentare tale ambiente, eccetera, no? Anche all'estero, questo accadeva anche all'estero, non solo in Italia, non solo in Sardegna. Vedi le case Magdalene.
in Irlanda, dove venivano rinchiuse le ragazze madre, spesso vittime di stupro, oppure considerate troppo libertine dalla famiglia per preservarne l'onore. 10.000 donne sono state internate e sottoposte ad ogni genere di violenza fisica e psicologica. Ultima casa chiusa nel 1996, quindi abbastanza recente. Ci sarebbe tanto da dire, insomma. Ci sarebbe da scrivere anche un altro libro su questo argomento, che purtroppo non sembra che faccia parte del nostro passato, a volte si ripercuote anche in questi giorni, purtroppo. Mandiamo qualche minuto di pubblicità e ci vediamo tra poco con Giancarla Marungiu. Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta pasta voiello 500 grammi a 75 centesimi, olio extravergine d'oliva De Santis 1 litro a 4,99 €, pelati Antonella 800 grammi a 99 centesimi, Coca-Cola 1,5 litri a 1,99 €. E se non hai voglia di cucinare, nel reparto gastronomia delizie pronte da gustare, diverse ogni giorno. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30, la domenica sino alle 20. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena 1 ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi, pasta Rummo 500 grammi a 69 centesimi, biscotti classici Balocco 700 grammi a 1,79 €, birra Icnusa non filtrata 3x33 CL con cartissima a 3,49 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. Bentornati a Librarium, siamo in compagnia di Giancarla Marungiu e del suo romanzo La gabbia di Pinuccia.
Giancarla, nel tuo romanzo c'è tanto spazio anche per l'amicizia, in particolare l'amicizia tra Pinuccia e Grazia all'inizio e l'amicizia tra Pinuccia e Rosa poi, due donne che si sono conosciute in una situazione difficile, si sono conosciute per l'appunto al Rizzedu, entrambe ricoverate in quella clinica psichiatrica. E poi c'è anche un'altra donna, Anna, la sorella di Pinuccia, che è un po' l'emblema della ribellione. Ci racconti un po' come sono queste donne? Diciamo che queste figure femminili, no? Tre, ma in realtà sono quattro, perché c'è anche Grazia, che sarà un punto fermo nella vita di Pinuccia, avrà una sua autodeterminazione. Pinuccia, Rosa e Anna hanno il compito di rompere le catene della violenza e di costruire la felicità. In sintesi, il romanzo vuole comunicare speranza e fiducia nella ricerca della felicità e quindi della verità oggettiva e soggettiva. Pinuccia affronta le varie tappe e vicissitudini non perdendo di vista i suoi obiettivi e risollevandosi ogni volta che la vita parrebbe abbatterla. La consapevolezza rafforza la resilienza ed il percorso di autoformazione costante. Ad aiutarla ci sono le sue speranze e il rapporto con Rosa all'interno della clinica, dell'ospedale psichiatrico, diciamo del lager, perché erano lager. Questa mossa di creare sorellanza, come stavi dicendo tu, quindi amicizia, è vincente, perché non si può avere liberazione e realizzazione senza il confronto con gli altri. Affascinante per me incontrare tante storie che si incontrano con la mia storia, dove si scopre ogni volta che nel nostro percorso siamo elementi separati, ma al contempo uniti in questo universo di cui tutti noi facciamo parte, un insieme che ci racchiude tutti. Hai descritto Pinuccia come una donna forte, simbolo della resilienza, ed è proprio così. Questo romanzo è costellato di persone forti. Pinuccia riesce a uscire dalla sua gabbia, riesce a spezzare le catene, anche quelle mentali, riesce a tornare, e il ritorno è uno dei grandissimi argomenti del romanzo, uno dei temi centrali, perché Pinuccia ritorna nel suo paese e ritorna alla vita. Cos'è per te, Giancarla, il ritorno? Ecco, posso racchiuderlo in questo modo, dicendo che il romanzo, a mio avviso, perché poi è qualcosa, cioè tu lo costruisci in un modo e poi viene recepito magari in un altro, no? Perché si muove libero nel mondo come un figlio, no? Tu gli dai vita, però non sai poi cosa accadrà. Il romanzo, a mio avviso, ci permette di scoprire le gabbie di ciascuno dei protagonisti, ma ci consente di riflettere sulle nostre personali gabbie. I personaggi che maggiormente rattristano sono coloro che risultano schiavi del loro stesso sentire e pensare, come nel caso di Felice o dei fratelli di Rosa. Pinuccia è un adolescente che vive il suo amore per Ignazio in maniera totale, travolgente, passionale, come spesso gli adolescenti fanno. Nel romanzo si racconta dell'iniziale approccio sentimentale, sensuale e sessuale di Pinuccia. A volte abbiamo paura di raccontare queste cose, invece no, anche queste fanno parte dell'educazione emotiva, relazionale, sentimentale. Spesso la letteratura, così come la cinematografia, ci raccontano la visione maschile o maschilista di tutto ciò che appartiene alla visione sentimentale e di regolamentazione dei rapporti, che è figlia di una cultura patriarcale, ahimè. Il punto di vista di Pinuccia è fondamentale per fornirci una chiave di lettura differente ma necessaria per colmare quel vuoto a cui troppo spesso si assiste e che come frutto produce l'incomunicabilità. Sempre più spesso assistiamo a fenomeni di violenza, di supremazia, di abbandono e solitudine. L'amore è una danza Pinuccia ci insegna che l'amore è una danza che si balla in due ed insieme bisogna individuare e scegliere i passi, melodia ed armonia
nell'incontro e il riconoscimento delle reciproche differenze. Grazie Giancarla, grazie per aver scritto questo romanzo ricco di spunti e di riflessioni, perché questo romanzo ci lavora dentro. Pinuccia ci aiuta a crescere, ci aiuta a sorpassare tutte le barriere e le difficoltà. Lei ce l'ha fatta e questo è un invito anche per il lettore. Quando c'è veramente la voglia di vivere, la voglia di resistere, ce la si fa sempre. Questo era il ritorno di Giancarla nelle librerie con La gabbia di Pinuccia, Simul casa editrice, questo bellissimo libro. Noi invece torniamo la settimana prossima, venerdì alle 20:30, a bere una tisana insieme e a leggere un libro. Buona serata a tutti.